Le proteste non mancano, le ultime sono di lunedì e proprio per placare gli animi il direttore generale dell'azienda ospedaliera e quello dell'ULSS 6 hanno voluto mettere i puntini sulle i. L'ospedale Sant'Antonio di Padova non chiuderà. Secondo i piani della nuova sanità regionale passerà sì dall'ULSS all'azienda ospedaliera, ma questo non significa che verranno persi i servizi. La data a cui guardare è il 26 agosto, termine entro cui i due direttori dovranno sottoporre alla regione un piano attuativo per il trasferimento, che va completato entro il 31 dicembre 2020. Non ci saranno però, rassicurano, perdite, tantomeno per i servizi di eccellenza come la riabilitazione integrata. Ho sentito parlare molto di fantasmi sulla riabilitazione che chiude, ma nessuno ha mai avuto intenzione di chiudere riabilitazione. Devo dire anzi che le schede ospedaliere addirittura hanno la visione di un unico grosso polo riabilitativo a Padova con 50 posti letto. E se questo significa chiudere... È questione insomma di riorganizzare i servizi. Il Sant'Antonio continuerà a esistere sotto la guida dell'azienda ospedaliera, in attesa dell'altra vera rivoluzione, quella del nuovo ospedale a Padova Est. Da subito cominciamo a ragionare come funzione ospedaliera di Padova. Ricordo che entro il primo semestre dell'anno prossimo noi dovremo dare ai progettisti gli elementi per poter progettare il nuovo ospedale di Padova Est, ma anche configurare l'ospedale di Via Giustiniani.